Volevo far ascoltare, perché l'ho detto, questa telefonata tra Bruno Vespa e Silvio Berlusconi che abbiamo intercettato casualmente, come succede anche alla Procura di Trani, uno intercetta e a noi è capitato, abbiamo intercettato questa telefonata. Pronto? Ah, buonasera cavaliere, come sta? Sono Bruno Vespa, la disturbo? Buonasera Vespa, buonasera, no, non mi disturba affatto. Adesso sono qui in ufficio, qui ad Ercole, ma mi dica tutto, mi dica. Senta cavaliere, no, volevo dirle, volevo invitarla porta a porta perché ho sentito questa vicenda con Gianfranco Fini veramente molto grave, quindi volevo dedicare una puntata a questo rapporto tumultuoso. Ma cosa è successo? Vi siete veramente scontrati? È una frattura insanabile? Ma no, ma scherza, sono molto amico con Gianfranco e adesso è una tattica politica che stiamo mettendo agli occhi del paese, ma va tutto solido il nostro rapporto e continuiamo così. Però sarebbe una bella idea fare una puntata su questo, così gli italiani anche vedono che ci potrebbe di starci più uniti, di starci più vicini al PDL e soprattutto alla mia persona. Certo Presidente, senta, ma quindi è uno scontro che dovrebbe rientrare in sostanza, no? Sì, certo, anzi diciamo che non c'è mai stato, ma in caso lo facciamo rientrare nel caso ci fosse. Senta Presidente, poi un altro argomento di cui potremmo parlare è quello di Bossi, che insomma L'Umberto ha dato un po' fuori in escandescenze quando ha detto in sostanza che è capo lui di tutto il Nord. Ma insomma è capo lei o è capo L'Umberto? Perché qua non si capisce più niente, Presidente. Ma Cribio, ma stiamo scherzando? No, sono io il capo, non diciamo duce, ma ci siamo quasi. Però L'Umberto diciamo, ha avuto un buon risultato, ma è un mio suddetto, che io è tutta una questione di tattiche politiche, e anche la nomina del figlio Renzo, la Trotta, che diciamo la faremo nuotare sul Po, lo facciamo risalire fino al Monviso in caso. Beh, guardi, il figlio di Bossi è un ragazzo simpatico, però è sempre un ragazzo, insomma, no? Bisogna che faccia un po' di gavetta, perché qua, secondo me, il senatore ha esagerato, insomma, non è che si può dare tutto il potere, nominare, questo è vero e proprio nepotismo, Presidente. Esatto, questo l'ho notato anch'io, ma infatti anche io ho lo stesso problema di Umberto, ho una decina di ragazze che devo piazzare, non so se piazzarle alle prossime elezioni della Lombardia o piazzarle magari a Domenica 5 o al Chiambretti Night. Presidente, sempre molto simpatico. Senta, volevo dirle, invece, per quanto riguarda Porta a Porta, pensavo di fare una puntata magari invitando anche Di Pietro. Cosa ne pensa? Ma stiamo scherzando? Io spero, direttore, che lei ci stia scherzando. No, veramente che pensavo, io penso sempre agli ascolti, Presidente. Lo so, ma degli ascolti non può andarne di mezzo la mia persona, la mia integrità e la mia moralità. Non posso passare per un uomo disarmato. Cribio, si contenga, direttore, si contenga. Non se la prenda, Presidente, capita, insomma, io devo pensare agli ascolti e quindi penso anche agli ospiti. Ricordo, direttore, le ricordo, e mi faccia finire, che l'ho già sospesa per una settimana per la storia della Par Condicio. Presidente, non me lo ricordo. Non mi costringa a farlo di nuovo, Cribio. Presidente, non me lo ricordi, perché guardi, è stato un duro colpo per Porta a Porta essere interrotti, avevo un sacco di ospiti da invitare, da sentire. Lei purtroppo con questa Par Condicio mi ha tirato veramente un brutto colpo, Presidente. Lo so, si ricordi per chi lei è lì, non so. Stiamo scherzando, lo deve a qualcuno il suo posto in Rai, se lo ricordi Vespa, se lo ricordi. Presidente, però lei e deve guardare in alto, molto in alto. Mi scusi, ma lei allora a questo punto ci scontriamo io e lei, come è già successo con Fini. Lei ha un rapporto privilegiato con Minzolini. Ecco, con Minzolini lo tratta benissimo, lo chiama direttorissimo, invece Bruno Vespa è il solito. Non si allarghi delle telefonate private che ho con Augusto, queste sono delle cose che non le riguardano. Cribio, direttore, da lei e dalla nostra amicizia secolare non me lo sarei mai aspettato un duro colpo del genere. Cribio. Spero che questa vicenda tra di noi possa rientrare, sai, noi siamo uomini di mondo, Presidente, io capisco tutto, però come lei sa tengo molto alla mia libertà di espressione, quindi quando invito gli ospiti cerco di essere... Capisco, direttore, capisco, però mi raccomando, se vogliamo che questo dissidio rientri,
dobbiamo anche vedere che lei mi faccia qualche favore, magari a porta, magari evitando di chiamare in futuro Di Pietro. Ecco, allora Presidente, facciamo così, guardi, comunista. Sa che io tengo sempre molto a un buon rapporto con lei, inviterò dei giornalisti molto accomodanti, come lei sa, dei suoi amici, quei direttori di testata che lei preferisce, e vedremo un po' cosa fare. Stiamo Quando già è che ci vediamo? Caro Bruno, stiamo già migliorando. Presidente, quando è che ci vediamo per una bella cena, magari a Tarallucerino? Potremmo vederci a Ponza, no? Nella mia casa, sa, nella mia grotta, dove potremmo anche andare a fare una pescatina in questo periodo in cui i primi caldi, insomma, si sta bene. Ora sono nella mia riserva in Toscana, tra poco scendo, magari possiamo vederci lì. Sarai felice che lei fosse mio ospite, anche per parlare dei futuri palinsesti Rai con lei e delle prime serate che potrei dedicarle. Presidente, grazie. Senta, mi scusi molto, ho perso un po' la pazienza, d'altra parte sa, sono molto teso perché porta a porta sta registrando dei buoni ascolti, però c'è Santoro che incalza e quindi lo so, non me ne parli, che mi viene una cefalea ogni volta, Cribio, non me ne parli. Comunque per ora intanto continuiamo ad andare avanti e diciamo a tutto il paese Forza Italia. Grazie Presidente, sempre a sua disposizione, grazie. Consenta di salutarla affettuosamente, caro Bruno, a risentirci più presto. Grazie, salve. Buonasera, grazie. Allora, ovviamente abbiamo scherzato, la voce di Berlusconi era di Alessio Trentin, che è un giovane e bravissimo imitatore che adesso vi facciamo conoscere. 19 anni, sono di Arcade, studio all'Istituto Galilei di Treviso e nel tempo libero mi dedico all'imitazione. Sono un giovane imitatore, ora sono a Radio Peter Pan con Marco e Fedro nello Sfogatoio che va in onda dalle 18 alle 20, dove sono il famoso sceriffo Gentilini di cui sono un po', faccio la parodia, diciamo, tra le altre cose imito anche Berlusconi, come avete appena sentito. I miei pezzi forti sono anche il ministro La Russa e poi anche sempre in Radio Peter Pan faccio anche il pontefice, però vabbè, adesso non è periodo di scherzarci troppo, quindi riteniamo un po' sotto chiave, però insomma sono delle cose che mi diverto a fare, insomma. Mi ispiro soprattutto al giovane Fiorello, perché essendo lui in radio mi riconosco meglio nel riuscire a cambiare bene la voce senza avere bisogno di un'immagine, però anche a Gigi Sabani, che è un grande imitatore che non c'è più, però insomma, è un altro grande maestro di quest'arte. Qualche nuovo personaggio a cui stai lavorando? Stiamo lavorando a Radio Peter Pan sul presidente neoeletto Zaia, che non ha una voce facile, però ci stiamo lavorando e ve lo presenteremo presto in esclusiva in radio. Fai un saluto ai veneti con la voce dello sceriffo. Cari veneti, io non posso che salutarvi dallo sceriffo d'Italia e pro sindaco di Treviso. Vi mando un bel ciao.